Io mi chiamo Francesco Enna, Franco profesor amigos, escribo libros sobre piscinos, ho lavorato 40 anni, più di 40 anni in una scuola, come mastro e da poi come dirigente scolastico, direttore didattico. Nasco in una famiglia in cui si va da Iada su Lugudoresu, ma mezzo ancora su Silichesu del Rumeirogu, quindi Cacche, Comente, Cultu, eccetera, e ma sos frades mannos venivano da Macumere. Io nasco in Tattari, fai da mezzo sul Tattaresu ovviamente, del Sardo, però in domo si va da diare solo sul Sardo. Io no, io nasco in Sud 38, una legge fascista, una ragazza che imponeva per dare un sospezzino sono nascito dai vago, di fare dare l'italiano per recuperare completamente. E Gaia ha fatto obbediente. Io fai da in italiano e da io tue tumbas a babbo e a mamma, sono stato vostè. È un privilegio la via, la ia di Oburu. Però io parlavo solo l'italiano, fai da solo l'italiano. E quando ho imparato un valguzzedo a dialogare in una lingua diversa, ho provato in tattarese con i suoi amici, con i compagni di Barrucchia, di Piatta. Quindi mi è rimasta questa diciamo, come possiamo dire, questo distacco da lingua sarda, imposta da famiglia e da poi dalla scuola, quando via Bezzini Nudeo, guai a fare dare il sardo anche durante il gioco, assolutamente mai. E quindi mi è rimasto qualche cosa, non lo vedo correntemente, anzi proprio l'arruino quando vedo il sardo. Però in questa raccolta, per esempio, lo scontro dei Voghile è stata venuto bene conoscere su i vari linguaggi, diciamo, che ha potuto registrare e aggiungendomi con un suo libro naturalmente, ha potuto trascrivere questo scontro in trascrizione bilingue. Quindi da una parte su sardo e da poi su italiano. Questo è stato un libro scritto, stampato, sottantabatoro, però l'ho fatto la raccolta del conto in 73. 1973, in occasione di una tesi di laurea al Magistero de Tattari. E lo sapevo registrato in casi tutta la Sardegna, tranne che in Campidano. Perché su Campidano non lo conosco bene, è una cosa mega difficile tanto. Lo Cudurese innanzitutto, poi Tattaresu, la lingua base, diciamo, sul mio dialetto sassarese l'ho imparato subito. Sullo Cudurese invece da mamma, che mamma Amelia Pirella di Silico, quindi mi conta io da me da conto su tanto. Bisogna stare su altre raccolta di conto dei Voghile in Sardegna, a Nuoro per esempio, sull'Università di Cagliari, ma nessuno ha pensato come te a mia di porre questa questione con questa traduzione a fronte, ma con una trascrizione normale, scritta in un sardo abbastanza comprensibile, tanto non vi finiva da grammatica particolare. E quindi ha poi
in qualche modo devo inventare una formula accettabile, insomma. Sono 200 o 200 e passa contos de pochile che andano dall'oceano su Nuoresu, quindi Barbaricino, ma come Resu che su Saida in cui nasce il babbo, e naturalmente Galduresu e Tataresu. Soprattutto in sas periferica, diciamo, tra Logudoro e Sugoceano puro, e sa Barbagia, si conta si vede da in sardo, correntemente, abbastanza correntemente, e so sconto si vagane naturalmente, però non iscosi per qualcuno che vaghe una tribaglio di questo genere, a manco su proprio cercare di salvaguardare questo che è rimasto in questo settore, insomma. Se raccolta che hai provato Deo, vi sono un vaggio diverse storie, che si ligano direttamente alla storia della Sardegna, o a una storia più ampia. Leambro per esempio la storia di Bacchispede, che ho trascritto, dunque Bacchispede, l'ha poi scritta, la poleada, Saavedra Bianca. Saavedra Bianca è una frazione di Budusò allora, Bisvini, canto famiglia, se non di più. Mi sono andato dai Visillo a 20 anni a insegnare, a parlare, a insegnare in una scuola elementare. Mi ha contato fatto questo conto di Bacchispede. Si narra appunto dell'avventura di quest'uomine che è andato in questa contraessa in ferro, che vide una voragine, proprio dall'ultima domo di Saavedra Bianca, vi vede questa voragine andare in fondo, in montagna, in cui viene in cinghiale, ma essa fa dato di cervi. Un ughervo, manno, figlio del diavolo, quindi la contraessa in ferro, la contraessa del diavolo. E se l'ha tocchito, dopo che l'ha aperto questa matta, ha cominciato a mandigare, a cocinare l'interiore di questo animale. E arriva il suo diavolo, che l'ha domandato una piccola vetta, curioso, cercando sempre di lo pescare in fallo, e si dice: no, non te lo posso dare, che dunque coro, minte coro, minte è proprio un termine tutto loro, minte coro e figato e gimone. Gai este. E tanto l'annato, si è accontentato di una piccola vetta. Da poi è successo che Bacchispede ha ricominciato a mettere, come si dice, a riscaldare il suo fuoco sul gambale, per ripassare su sopra. E magari ha fatto gai, il diavolo è andato a me lo dà se non va che fuoco a mia puro, però mi lisciare sul gambuzzo, posto che sa sanca sopra su fuoco e si è bruciato. Prima però
lei è andato a Bacchesperi, ma dove come ti chiama? E se l'ha andato, me mettuto mi chiamo. Sì, quando si è bruciato, si è bustato ti criare, è sorto il diavolo, so. Sono accelerato, e te che mi è successo, e te mi è successo, ma mi sono bruciato anche, e che ti l'ha fatto? Me mettuto mi l'ha fatto, cioè dove è tutto della savata, te ne dillo tanto. Intanto Bacchesperi è fuito con su Gerbo. Fuito con su Gerbo, da poi si è fermato davanti a una chiesa, che è entrata intro, e in cui praticamente si è salvato. Su conto si fa riferimento preciso a questo episodio di Desodissea di Ulisse e un Polifemo, però tanto particolare che giugano a questa conclusione. La localizzazione temporale è più antica di questa dell'Odissea, perché sull'Odissea si fa riferimento a un'epoca pastorale che è più moderna. Questa invece è indicata come un'epoca della caccia, la cacciagione, quindi sicuramente molto più antica. Insomma. So sconto, devo dire, in linea di massima nascono intorno al periodo del Medioevo, in Totue, non solo in Sardegna. Alcune conto che ha parlato Deo, che ha trascritto Deo, andrà un paese più lontano.